soldi depositati in Svizzera da imprenditori italiani in giro d'affari hanno da 46 milioni, arrestati dalla finanza anche 2 padovani e una trevigiana e sequestrati i loro beni personali. Grave infortunio a Borso del Grappa, titolare di una falegnameria travolto da pesanti pannelli di legno. Oggi intanto a Padova la manifestazione regionale contro le croci sul lavoro. A Diano in Emilia il matrimonio di Giancarlo Gentilini con la sua Maria Assunta, lo sceriffo emozionato durante la cerimonia in comune, noi c'eravamo. Dava appuntamento ai suoi clienti nei pressi del cimitero, si faceva consegnare i soldi e poi indicava loro dove trovare lo stupefacente pusher tunisino arrestato dai carabinieri. Era considerato perduto, invece la riproduzione di uno dei più preziosi reperti della storia dell'impero mongolo verrà presentato in anteprima mondiale il 9 giugno prossimo a Cade Carraresi. Il 34esimo raduno nazionale dei Fanti entra nel clou con le celebrazioni e gli eventi a Vittorio Veneto e domani l'emozionante sfilata delle 116 brigate. Viaggio tra gli oggetti legati alla Grande Guerra, oggi vi mostriamo un elmetto tedesco recuperato dal gruppo folcloristico trevigiano e trasformato negli anni in un recipiente per la polenta. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano perché c'è anche una donna trevigiana tra le persone arrestate nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova sul riciclaggio milionario, un riciclaggio di oltre 46 milioni di euro all'anno tra Svizzera e Dubai. Sentiamo. La loro specialità era ripulire soldi italiani, frutto di illeciti finanziari o di fallimenti e depositati nelle banche svizzere. Facevano partire bonifici dai conti dei loro clienti, in genere imprenditori, dalle banche elvetiche a favore di società fittizie nella Repubblica Ceca e in quella slovacca, per giustificare gli acquisti inesistenti di lingotti d'oro. Quindi da qui partivano bonifici verso società di Dubai. Negli Emirati Arabi una complice riscuoteva in contanti il denaro e lo spediva a bordo di aerei di nuovo in Svizzera a disposizione dei clienti dell'organizzazione. Per il servizio i componenti della banda si trattenevano dal 5 al 10%. Tra i 5 arrestati la mente dell'organizzazione, un 60enne padovano con residenza a Monte Carlo, in passato medico, poi operatore finanziario, la sua compagna trevigiana e la donna residente a Dubai da anni ma nativa del Padovano. L'attività di riciclaggio, reato ritenuto di tipo mafioso, permetteva all'ex medico padovano un tenore di vita elevatissimo. Appartamento attico in Piazza della Frutta con vista sul Salone, attico con piscina sul grattacielo di Jesolo, una Maserati, una Jaguar, una barca da 14 metri. Tutti beni che la magistratura gli ha preventivamente sequestrato. Noi abbiamo individuato 46 milioni di euro in transazioni finanziarie gestite da questa organizzazione in poco più di un anno. Adesso seguiranno approfondimenti per determinare l'esatta dimensione del volume di denaro gestito da questa organizzazione specializzata in riciclaggio. Il capo per il fisco era una specie di fantasma, hanno detto le Fiamme Gialle. Viveva stabilmente in Italia tra Padova e Jesolo, ma riusciva a sfuggire all'erario italiano intestando qualsiasi utenza a terze persone. La cronaca ancora con un grave infortunio sul lavoro poco prima delle 15 a Sant'Eulalia di Borso del Grappa, dove il titolare di una falegnameria, un 67enne, ha riportato lo schiacciamento del bacino e una frattura scomposta alla gamba. L'uomo è stato travolto da pesanti pannelli in legno. Sul posto l'automedica di Crespano, l'elisoccorso da Treviso, come abbiamo visto nelle immagini, e i vigili del fuoco. Giudicato in condizioni critiche, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello, dove si trova ora in prognosi riservata. L'ennesimo dramma sul lavoro, e proprio oggi a Padova oltre 5.000 persone da tutto il Veneto, tantissime anche dalla Marca trevigiana, per una manifestazione regionale per dire basta alle croci sul lavoro. Sentiamo allora alcune delle voci in questa giornata di rabbia e di protesta. A volte ti viene da arrenderti, ma non dobbiamo da arrenderci. Io mi chiedo in questi anni come sicurezza abbiamo fatto di tutto e di più e le cose non vanno, cosa possiamo fare? Non è possibile morire sul posto di lavoro nel 2018, c'è quasi incredulità tra le migliaia di persone che da tutta la regione hanno manifestato a Padova per chiedere maggiore sicurezza. Alle proteste e alle proposte per superare questa situazione si aggiunge l'emozione quando sul palco parla Stefano Lazzarin, collega dei 4 operai rimasti
rimasti feriti, 2 ancora in gravissime condizioni, nell'incidente di 2 settimane fa ad Acciaierie Venete. Io ho trasparito emozione che era dettata dal dolore dei miei compagni che sono ancora gravissimi. Come dicevo, a distanza di 15 giorni sono ancora in pericolo di vita. Nella piazza gremita di persone si incrociano le storie di uomini e donne che arrivano da tutto il Veneto. Voi venite da Treviso, com'è stata la risposta della CISL di Treviso Belluno? Beh, la risposta da parte della nostra gente è stata positiva. Sono loro che ci chiedono che dobbiamo alzare la voce perché hanno la percezione che la voce non sia sufficientemente alta. Siamo arrivati a un punto dove il lavoro viene messo davanti all'importanza della vita. La maggior parte dei lavoratori precari che fanno appunto giornate, settimane, non hanno la formazione, quindi pur di mantenere un'occasione per poter continuare a lavorare non alzano la testa e accettano qualsiasi tipo di condizioni. C'è un problema grossissimo degli incidenti al lavoro, come già detto oggi dai vari segretari, che è grossissimo, e parallelamente un aumento anche delle malattie professionali legate ai vari processi di digitalizzazione che portano anche alle discriminazioni informatiche. Ci daranno da lavorare parecchio nei prossimi anni per portare il livello di sicurezza almeno un livello decente. Adesso non è un livello decente. Adesso siamo largamente sotto le aspettative. Adesso lasciamo i drammi degli infortuni sul lavoro, una giornata invece di festa e di gioia, e lasciamo anche per un attimo il Veneto e ci spostiamo in Emilia Romagna. Oggi l'atteso matrimonio di Giancarlo Gentilini in Emilia con la sua Maria Assunta. Noi c'eravamo, c'era la telecamera di Nicola Marcato. Giancarlo Gentilini e Maria Assunta Pace scendono i gradini del municipio di Viano, piccolo comune alle porte di Reggio Emilia. Lo sceriffo ha appena sposato, così la chiama ripetutamente, la sua Maria. Arriva lui per primo, gardenia all'occhiello e spilla degli alpini, saluta l'amico sindaco Giorgio Bedeschi, leghista in terra storicamente rossa. Ma io sento un sindaco della Lega, il quale ha sposato il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Gentilini sposa a 88 anni, notizia che ha fatto il giro d'Italia. L'amore non ha età, ragazzi miei. Auto bianca per la sposa che arriva visibilmente emozionata. Ecco ragazzi, vi presento mia futura moglie. Ecco. Ed emozionato è anche il sindaco che riserva allo sceriffo parole che toccano il cuore, poi la cerimonia entra nel vivo. Testimoni per lo sposo il figlio Antonio, per la sposa il figlio Mauro. Lei, signor Giancarlo Gentilini, intende prendere per moglie la qui presente Maria Assunta Pace? Sì. Lei, signora Maria Assunta Pace, intende prendere per marito il qui presente Giancarlo Gentilini? Sì. In seguito alle vostre risposte affermative, io, Giorgio Bedeschi, sindaco, ufficiale dello Stato civile del Comune di Viano, vi dichiaro in nome della legge uniti in matrimonio. Scambiatevi le fedi. Lo scambio delle fedi, Giancarlo e Maria che si stringono la mano, ma ai presenti non basta. Nella vita ci sono momenti in cui l'emozione scoppia da sola, hai capito? È una cosa naturale, e quindi io sono un sindaco con una scorza dura, ma sotto sono un romantico, uno che ama le donne e specialmente oggi amo Maria. L'uscita, le foto, la passeggiata mano nella mano verso il ristorante. Felice perché sta andando tutto bene, ho ricevuto anche i complimenti da tutti e per cui è una giornata molto bella e felice. Cosa vuoi? Io ho i figli, ho gli amici, ho l'amore, cosa voglio di più? Grazie per questa dimostrazione d'amore, dice lo sceriffo, che alle telecamere affida il saluto ai trevigiani. Carissimi telespettatori, qui che vi parla è lo sindaco sceriffo numero 1, il quale oggi ha aperto il cuore alla sua Maria.
Auguri agli sposi dunque, adesso torniamo alla cronaca, le singolari modalità con cui spacciava un cittadino tunisino arrestato dai carabinieri. Dava appuntamento ai suoi clienti nei pressi del cimitero, si faceva consegnare i soldi e poi indicava loro dove trovare lo stupefacente tra la stradina che costeggia il Camposanto e la campagna, così da non farsi mai trovare con la droga addosso. Ma i carabinieri sono stati tenaci e dopo mesi di indagini sono arrivati alla cattura di un 28enne tunisino residente a Spresiano con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina ed eroina. Teatro degli scambi con i consumatori il cimitero di Barago di Maserada, ma il nordafricano spacciava anche in zona Vascon. È stato l'occasionale controllo stradale di un giovane trovato con una dose di cocaina a dare il via agli accertamenti dei militari che hanno attribuito al pusher 900 cessioni e identificato 20 acquirenti. Da qui la decisione del magistrato di emettere l'ordinanza di custodia a cui il 28enne era finora sfuggito dopo essersi allontanato dall'Italia a fine 2017. Rintracciato in Belgio, è stato catturato con un mandato di arresto europeo e ottenuta l'estradizione ieri è arrivato in Italia ed è stato condotto nel carcere di San Vittore. A Preganzò la scorsa notte paura per un incendio in una abitazione, salvi i residenti. Poteva avere conseguenze ben più pesanti l'incendio scoppiato nella notte in questa abitazione di via Schiavonia a Preganziol. Fortunatamente le fiamme hanno colpito solamente la stanza a piano terra adibita a ripostiglio, lasciando intatto l'appartamento al primo piano e i suoi occupanti, una famiglia di 3 persone, madre, padre e figlio. Il rogo si è probabilmente sviluppato a seguito di un cortocircuito, il fumo svegliato i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. I 2 mezzi dei pompieri accorsi hanno lavorato fino al mattino per avere ragione delle fiamme. La stanza al piano terra rimane distrutta e completamente annerita dal fumo e si è reso necessario puntellare il soffitto per scongiurare il cedimento del solaio a seguito del calore sprigionato. La Corsa Cassugana 2018, un ufficio tutela e affari animali per prendere in carico tutte le problematiche afferenti alla sterilizzazione, al randagismo, alla gestione degli animali sul territorio comunale. Quanto propone il candidato del centrodestra Mario Conte, dopo l'incontro con il presidente dell'Ordine dei Veterinari e la visita al canile dell'Ulse, rifugio di Ponzano gestito dall'EMPA. All'interno della direzione ambiente l'ufficio coordinerà le attività di tutela delle varie specie animali e provvederà alla vigilanza sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e abbandono, spiega Conte. Non si occuperà soltanto di informare i cittadini sui diritti degli animali, ma agirà direttamente a tutela degli stessi, applicando le normative vigenti per reprimere comportamenti lesivi della dignità degli animali. In sostanza, raccoglierà le segnalazioni dei cittadini e interverrà nei casi di maltrattamento assieme alla polizia locale, alle forze dell'ordine e alle guardie zoofile, sia per animali liberi che in quelle di proprietà. Questa è la proposta di Conte contro il maltrattamento degli animali e l'abbandono degli animali. Intanto il suo avversario, uno dei suoi avversari, il suo avversario diretto, il sindaco attuale, il candidato sindaco del centro-sinistra Giovanni Manildo, sigla in queste ore il patto con i trevigiani e anche con i 160 candidati delle sue liste. Il nuovo patto con i cittadini, l'idea di raccontare una storia di questi 5 anni di amministrazione. La nostra forza è stato amministrare, continuare ad amministrare e consolidare il futuro. In Piazza dei Signori i 160 candidati in corsa con Giovanni Manildo, in cielo altrettanti palloncini azzurri a simboleggiare il loro amore per la città. Parole e simboli per sancire il patto con i trevigiani del sindaco uscente che dice niente libro dei sogni o contratti fuori dalla realtà, ma attenzione al sociale e all'ambiente, nuovi parcheggi, ancora più sicurezza e nel primo anno di mandato più di 20 nuove opere nei quartieri. Una città che vuole andare avanti, è una città che è già vista in modo diverso grazie agli investimenti sulla cultura, sul sociale, al di fuori delle mura, è una città assolutamente rinata e quindi da qui riparte un nuovo patto con i cittadini. Io l'ho già detto più di una volta, la diligenza del buon padre di famiglia, voglio essere tra virgolette il padre di tutti i trevigiani e come padre voglio essere il primo assessore per dei bisogni primari, quelli che sono la sicurezza e i lavori pubblici, in modo da garantire la creazione di una comunità vera. Tema caldo di questi giorni, l'aeroporto. Su questo è intervenuto anche la candidata del Popolo della Famiglia Carla Condurso. Anche lei favorevole, come altre forze in campo, allo spostamento dello scalo da San Giuseppe a Istrana. Sentiamo le sue parole. Fin dal primo confronto che ho avuto con gli altri colleghi candidati sindaco ho accennato alla posizione dell'aeroporto. L'ho fatto in maniera un po' provocatoria con una domanda al pubblico. Chiesi: secondo voi è nel posto giusto?
volevo un po' provocare, volevo un po' interloquire con il pubblico presente. In realtà però la domanda non era una domanda buttata lì senza il consenso. Anche noi pensiamo che se ci sarà la possibilità di smilitarizzare l'aeroporto di Strana, siamo intenzionati a spostare l'aeroporto da dov'è a Istrana. Riteniamo infatti che la nascita di un aeroporto militare come quello di San Giuseppe era nato in un contesto abitativo molto diverso da quello in cui si trova adesso. Abbiamo sicuramente delle proposte per limitare l'inquinamento acustico, abbiamo delle proposte per limitare, secondo noi, un po' l'eccesso del numero dei voli che si è in qualche modo accumulato negli ultimi anni, però comprendiamo che sono un po' dei palliativi. La cosa secondo noi preferibile sarebbe proprio spostare la sede da dove si trova ora all'aeroporto di Istrana. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi andremo a Vittorio Veneto per il raduno nazionale dei Fanti. Rieccoci in studio in diretta. Allora, raduno nazionale dei Fanti, 4esimo raduno nazionale dei Fanti, subito la linea a Vittorio Veneto dai nostri Lucio Zanato e Paolo Bottero. Lucio, raccontaci questa giornata e cosa accade e cosa accadrà. Lucio, a te. Eccoci qua, allora siamo qui in piazza delle Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto, siamo con il presidente provinciale dei Fanti d'Italia Pietro Prete, con noi perché poi ci racconterà la giornata di domani, però intanto con la regia prego far vedere che cosa è successo oggi pomeriggio. Intanto c'è stato ovviamente l'alzabandiera per dare l'avvio a questi 2 giorni di, diciamo così, di celebrazioni. Evidentemente avete visto, siamo in diretta, per cui può capitare anche questo, e dicevo appunto 2 giorni di celebrazioni con l'alzabandiera, poi a seguire c'è stata la Santa Messa con il Vescovo Monsignor Pizziolo, dove c'è stato, mi aiuti, la consegna di una croce. Sì, abbiamo donato una croce ricavata dei pezzi di bombe raccolti lungo il Piave da un nostro socio, e l'abbiamo donata alla diocesi di Vittorio Veneto. Cosa meglio può rappresentare la sofferenza dei soldati, se non la sofferenza dei familiari, se non una croce. Ecco, poi c'è stato invece, lo state vedendo nelle immagini, anche l'inaugurazione di una struttura, perché non si può definire un monumento, cosa viene definita? È una struttura commemorativa. Una struttura commemorativa che avete visto, noi abbiamo alle spalle, questa struttura è, diciamo, in piazza delle Medaglie d'Oro, quindi è dietro al municipio di Vittorio Veneto, struttura anche un po' contestata perché uno, più di qualche voce, insomma, diceva che era della Ferraglia. In realtà ha dei simbolismi ben intensi e particolari, cioè sono 116 aste, quelle che vedete alle nostre spalle, che corrispondono a che cosa? Rappresentano le 116 brigate che hanno combattuto nella Grande Guerra, hanno altezza variabile in dipendenza dei loro caduti, e poi hanno la testa mozzata, intendendo con questo come è stata mozzata la loro vita. Voi con questo ricordate i 360.000 caduti, giusto? Sì. E poi c'è una cosa che ci aggancia a domani, proprio perché questi caduti di fatto sfileranno durante la sfilata dei Fanti di domani. Allora, intanto domani a che ora si comincia e che cosa succede? Domani alle ore 9 c'è l'ammassamento, naturalmente i radunisti devono arrivare prima, perché c'è la necessità della predisposizione di tutti i gruppi. Poi verso le 10? Poi verso le 10 l'arrivo delle autorità, le allocuzioni, e diciamo che la sfilata vera inizia sulle 10:15. La particolarità cos'è? Il terzo settore? Sì, diciamo il primo e il secondo settore sono laberi, medaglieri, però il terzo settore è il settore commemorativo. Lì sfileranno i 116 gruppi brigata. Sono quelle dei caduti, ci sarà per ogni labaro, ci sarà anche una bandiera. Sì, allora ogni brigata viene rappresentata dalla propria mostrina, quindi ci saranno 3 nostri soci che porteranno, soci o patronesse o amici, e delle scuole, anche studenti delle scuole, che porteranno questo striscione che rappresenta le brigate, con indicato il numero di caduti, le medaglie che hanno acquisito, dietro le 2 insegne regimentali, e poi dietro ancora una bandiera italiana grande,
Questo per ogni gruppo brigata. Ecco, quindi immaginate il colpo d'occhio di domani per avere questa sfilata che sarà molto lunga perché ci saranno 116 bandiere. Sì, certamente 116 gruppi brigata, dove il senso di questa bandiera è quello di dare onore ai caduti della brigata, è come fosse posizionata. Abbiamo pochissimi secondi per dire un'altra cosa: voi non sfilerete, diciamo così, poi il resto non sfileranno, diciamo così, non suddivisi per regione, per sezione, eccetera, ma tutti assieme. Perché? Come tutti assieme hanno combattuto all'interno di lungo quei 650 km di trincee, come assieme si ponevano e andavano all'assalto nel momento in cui c'era necessità, perché lì si è formata l'identità nazionale, lì si sono conosciuti, lì si sono sostenuti, lì hanno vissuto le sofferenze della guerra. Ecco, quindi domani inizio ore 9, 10 e mezza inizio dello sfilamento, naturalmente un appuntamento con i fanti da non mancare. Adesso do la linea a Nicola Zanetti perché c'è naturalmente qualcosa in più da raccontare. A te la linea. Grazie, buona serata. Grazie a Lucio Zanato, promotore della Pietro Prete, il tuo ospite. Sì, è da aggiungere che domani sera alle 21:15 ripercorreremo insieme una puntata speciale, ripercorreremo questa giornata e quindi vedremo le immagini più belle della giornata conclusiva del raduno dei fanti. Adesso torniamo a Treviso per parlare di Treviso Calcio e di stadio, con un accordo con il Comune e la società per la gestione del tennis che non è ancora chiuso. Noi siamo pronti, adesso appena che il Presidente Visentin ci porta le assicurazioni, i documenti originali delle assicurazioni, noi siamo pronti per firmare. Cassugana Pungola, il presidente del Treviso Calcio Luca Visentin, già da febbraio erano scattati 60 giorni di tempo a disposizione della società biancoceleste per produrre tutta la documentazione necessaria a chiudere in via definitiva il contratto di gestione dello stadio Tenni, ma ad oggi mancano ancora gli originali delle assicurazioni e nel frattempo sono rimbalzate sulla stampa voci di possibili cessioni subito smentite. Il Comune non si scompone ma ricorda a Visentin l'urgenza di chiudere l'accordo entro la fine di maggio. Da 2 o 3 mesi siamo pronti, mi sento con il Presidente quasi ogni settimana, appena ci porta le assicurazioni, questa garanzia che è indispensabile per noi siamo pronti per firmare e assegnare a questa squadra che vedo ha fatto un bel campionato, ha vinto anche la Coppa regionale, per cui una bella squadra, credo che la struttura tecnica ci sia, adesso dobbiamo chiudere questo accordo che è già fatto. Nel contratto nero su bianco l'impegno anche economico che la società si dovrà assumere. Abbiamo garanzie per circa 300.000 euro che lui ci ha già consegnato, per cui per 5 anni lui potrà gestire questo impianto e investirà 300.000 euro di lavori. Noi auspichiamo il rilancio di questo impianto e soprattutto auspichiamo che questa squadra abbia un futuro che gli spetta. Una Serie C, una Serie B qui a Treviso la vedo tutta. Produttori e ristoratori insieme per scoprire gli antichi sapori della terra del Piave a Breda. Allora, queste sono vecchie varietà di mais, mais e grano, che attualmente coltivo nella mia azienda, che ho recuperato in questi 7 anni da quando ho cominciato questa mia nuova attività. Riscoprire e coltivare antiche varietà di mais e grano, da cui ottenere farine come queste. Recuperare e produrre vino da vitigni abbandonati ma dalla lunga storia, come il Grappariol. Sono solo alcuni esempi delle attività messe in campo dalla rete di aziende agricole e di ristoratori, una decina di nomi in tutto che hanno deciso di raggrupparsi sotto il comune sigillo di La Piave per Venezia. Oggi il taglio del nastro per l'apertura della sede espositiva Piave Expo a Saletto di Breda. Obiettivo: incentivare la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio del Piave da Treviso a Venezia. Parole d'ordine: cooperazione, filiera corta e biodiversità. L'obiettivo a lungo termine è che questo gruppo si alleni, e cerco di sponsorizzare questa iniziativa come palestra di collaborazione tra imprese,
per poter poi continuare la fase B, che è quella cruciale che ci fa vivere, e quindi vendere i nostri prodotti. Un progetto avviato sfruttando i finanziamenti europei del piano di sviluppo rurale. Le aziende man mano che conoscono le potenzialità delle misure del PSR si interessano sempre di più, perché gli danno la possibilità di raggiungere nuove frontiere. Nuove frontiere che per questi produttori significa riscoperta di prodotti e sapori storici della terra del Piave, nella consapevolezza che la sfida da vincere non è quella sul prezzo finale, ma quella sulla qualità. È possibile, su piccola scala, tante piccole economie locali possono svilupparsi, assieme possono mettersi in rete, come questa esperienza lo dimostra già in maniera eccellente. Ed ora accade a Carraresi, dove il 9 giugno ci sarà una anteprima mondiale. Il fascino e i misteri di un condottiero senza tempo, quel Temujin consegnato alla storia come Gengis Khan, il creatore dell'impero mongolo, il più vasto dell'antichità, dall'Asia alle porte dell'Europa. Misteri che si svelano, come quello che verrà presentato in anteprima mondiale a Cade ai Carraresi, frutto della tenacia di un sinologo esperto come Adriano Madaro, curatore da oltre un decennio di tutte le mostre sull'estremo oriente, la Cina e i mongoli proprio a Cade ai Carraresi. Qui il 9 giugno prossimo verrà esposto il ricostruito e da tempo considerato perduto sigillo di Gengis Khan, una scoperta che nasce da una missiva. Ho avuto l'opportunità di venire a conoscenza già da qualche tempo prima dell'esistenza di una lettera che l'imperatore mongolo Guyuk Khan, un nipote di Gengis Khan, ha mandato al Papa Innocenzo IV. Una lettera dura in risposta a una bolla papale, quella del nipote di Gengis Khan, una missiva così preziosa da essere conservata negli archivi segreti del Vaticano. Questo però non ha fermato Madaro, che è riuscito a ottenere una copia conforme del documento portandola a Treviso nel 2007. Quando l'ho esposta, e sono venuti degli studiosi dei musei cinesi e anche mongoli, vedendo la lettera si sono resi conto che aveva la posizione il marchio dello stesso sigillo in due posizioni, all'inizio e alla fine. E questo sigillo era sospetto, perché non era né in lingua persiana né in lingua cinese, ma una strana lingua che non era neanche il mongolo moderno, insomma. Dopo anni di ricerche e di confronti hanno scoperto che sicuramente quello era il sigillo di Gengis Khan ereditato dal nipote, che poi è andato disperso con l'arrivo dei Ming. Da quell'esposizione nel 2007 si è arrivati a ricostruire il sigillo. È un quadrato di 14 cm per 14, questo è 14,5, quindi ci siamo, e che praticamente era il sigillo che i Khan mongoli avevano il diritto di utilizzare nei rapporti con gli altri popoli, soprattutto quelli sottomessi. Da Treviso dunque la storia è cominciata e a Treviso si conclude con l'evento del 9 giugno in anteprima mondiale. A proposito di storia e memoria, il nostro appuntamento del sabato con gli oggetti legati alla Grande Guerra. Sul Piave si passava la guerra, del 15-18. E quello che si resta, specie sue famiglie grandi, grosse, era 3-4 tosati che si sposava e restava sempre dentro, non buttava via niente, restava sempre qualcosa. In questo caso c'è un elmetto di un austriaco e un rio Gacciapà, e di sto qua va bene per scaldare l'acqua, per far da mangiare, a tu capito, perché gli aveva perso magari tutto, e questo gli era tirare avanti la vita, a tu capito. Non poteva che essere raccontata in dialetto la storia semplice quanto singolare di questo elmetto. E a raccontarla doveva chi questo oggetto l'ha salvato dalla distruzione della modernità, quando le nuove generazioni non capiscono o forse non vogliono tramandare le testimonianze tangibili di un'epoca di povertà e sofferenza, di dolore, devastazione e morte. Il discorso è questo, che adesso il progresso supera tutto e non siamo più non capiamo più cosa che vuol dire una volta un oggetto da mettere via. Io mi ricordo che ero CEO anche all'inverno, a scaldare i piedi per buttarli sotto il letto, per scaldare una scianta, e quelli i sacrifici che si stanno fatti, che magari adesso si ride solo, ma era. E questo sto oggetto, nella sua semplicità, parla di tante robe.
E allora, guardando questo elmetto tedesco in acciaio, l'unico che poteva essere utilizzato direttamente sul fuoco senza fondere, si capisce come in fondo dalla morte rinasca sempre la vita. Mi ricordo di aver sentito che corrivava i tedeschi su una famiglia e portava via tutto. E intanto saiami, porsei e vacche, via tutto, perché aveva da mangiare anche loro. E cosa hai fatto tu? Andava via e te tasei. Ecco, e per quello che stai senza niente, e con questo e tirava avanti. È tutto da Treviso, grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo e caldo sulle nostre regioni con l'anticiclone Scipione. Vediamo il dettaglio di domenica 27 maggio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali associati sui rilievi del Bellunese, sempre soleggiato altrove. Temperature in aumento con minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 30 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti dell'Udinese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 18 e 19 gradi, le massime oscilleranno invece tra 27 e 30 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, ma dal pomeriggio peggiorerà un po' su tutti i settori con qualche temporale a carattere sparso ma piuttosto frequente. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 16 gradi, le massime invece saranno comprese tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.